Non siamo così, che ci hanno raccontato molto male, peggio di qualsiasi cattiva interpretazione dei veneti, corruttori che rubano i segreti del lavoro a un amico, la famiglia che è una specie di modo di stare insieme solo perché ci sono dei soldi. Io l'ho trovata veramente poco generosa sulla bellezza invece della nostra gente, della nostra famiglia. Avrei prestato la mia città a più fiction, non a quelle che parlano male di me. È l'assessore Elena Donazzan, bassanese doc, a parlare e si dice già pronta a cercare di capire come e perché la regione del Veneto abbia potuto dare dei soldi alla fiction di padre in figlia. Mi chiedo chi abbia letto la sceneggiatura, perché nella sceneggiatura avrà dovuto essere scritto tutto questo. Un copione che ha deluso, in cui i bassanesi vengono rappresentati nel peggiore dei modi, i valori fondanti della nostra società snaturati attraverso una trama debole e scontata, piena di stereotipi, che avrebbe voluto copiare la grande bellezza di Sorrentino e invece è riuscita soltanto a mettere in scena una copia venuta male. C'è una responsabilità, non si può pensare che una sceneggiatura del genere calata su Bassano non potesse avere poi degli effetti devastanti come quelli di oggi. E di fronte alla possibilità di girare anche un sequel, l'assessore è chiaro. Io chiederò come mai la mia regione, dove siedo, dove sto, dove devo presidiare anche il buon nome del Veneto e dei Veneti, abbia concesso questi contributi. Quindi la sceneggiatura o va cambiata e allora c'è un riscatto vero perché la nostra terra dà in termini di volontariato, di economia, di generosità, oppure non sa da fare.